Niente ispettori del ministro delle infrastrutture Toninelli in via delle Caperse alla motorizzazione, almeno per oggi. Non è iniziato perciò quel dialogo urgente tra operatori degli uffici, titolari di agenzie e autoscuole e governo sulle profonde carenze alla motorizzazione di Vicenza. Per questo c'è sdegno insieme a preoccupazione. Abbiamo perso l'ennesima occasione di far chiarezza e di tracciare una roadmap per la soluzione dei problemi. E siamo delusi? Sì, fondamentalmente, perché oltre i 25 anni diciamo che siamo senza assunzioni di personale, adesso abbiamo anche la mancata risoluzione dei problemi. Tante riunioni a livello tecnico, primo problema il personale insufficiente. Per il Ministero i ritardi di Vicenza non sarebbero così gravi. Continuano ad andare in pensione, non c'è il turnover, non ci sono assunzioni e logicamente adesso si sta bloccando il sistema. Tempo medio di una pratica? Per quanto riguarda le patenti ci viene paventato un 47 giorni per la teoria, che fa poco testo, ma 85 giorni per la guida, che sono molti contro altre province che ne hanno 60 di giorni. Il cittadino aspetta, nonostante il servizio della motorizzazione lo paghi, e come? E paga i versamenti e pagano le marche da bollo, pagano le sedute d'esame, noi paghiamo anche gli straordinari delle sedute d'esame purché ci vengono assegnate, ma nonostante questo le sedute non ci vengono date. Il mese di aprile è stata una catastrofe perché abbiamo ricevuto pochissime sedute d'esame e quindi gli allievi si troveranno a dover aspettare. La Vicenza, che esporta i suoi prodotti su gomma, che deve revisionare i camion o mettere in strada nuovi conducenti, non può essere rallentata da una motorizzazione che va a 2 cilindri, in carenza cronica per metà del suo personale, così dicono dalle autoscuole. Ministro, abbiamo bisogno di sicurezza stradale, abbiamo bisogno di operatività della motorizzazione di Vicenza e di snellimento di procedure per far sì che le cose possano funzionare meglio e che ragazzi come loro, che hanno appena superato l'esame di teoria, possano fare l'esame di guida in tempi ragionevoli senza la maggiorazione di costi.